Amici, siamo in Piazza Vittoria con il sardo Rossano e la signora bulgara Bojana. Interroghiamo lei oggi. Ok. Beh, lei poi col dialetto bresciano dalla Bulgaria è simile, no? Facile, facile. Identico. Sì, sì. Bojana, proviamo qua, questo sotto, provi a leggere. All scatas e la stanghe lonta dal fuoco. Olle! Ma che ha detto? Non l'ho capito. Comunque, va benissimo uguale. Va benissimo. Capito neanche. Perché secondo lei io l'ho capito? No. Chi l'ha capito? Nessuno. E che facciamo? Chi Chi no all scatas e Scatos. scotas. Scotas. È Spagna. Si è scottato? Ehi, la sorpresa della Bulgaria. E la staghe lonta dal fuoco. Dal fuoco, lontano dal fuoco. Oh, tutto capito. Lo sai, 30 anni qua, quindi un po' lo capisce. Bene, dalla Bulgaria. Minuti ci sono 30 qua. minuti, si trova bene a Brescia. Benissimo, benissimo. Dalla Bulgaria e dalla Sardegna per ora è tutto, ma tra pochissimo iniziamo la nostra nuova puntata. Qui, grazie. C'entro anch'io, c'entro anch'io. Ben ritrovate carissime amiche, ben ritrovati amici, qui a Centro Anch'io. Allora attenzione, quando la Pinacoteca, bellissima la Pinacoteca Tosio Martinengo, tra non molto si aprirà ai bresciani, ci sarà anche un attimo di riposo. Dove? Nella 17ª sala, riposo del cacciatore e riposo in campagna di Francesco Zuccarelli. Le due tele di piccolo formato, recentemente restaurate, costituiscono un pandan di mano di Francesco Zuccarelli e provengono dalla collezione Tosio. Entrambi i quadretti raffigurano un paesaggio caratterizzato da un orizzonte basso, dove largo spazio è lasciato quindi al cielo sereno sullo sfondo e alle figure in primo piano. Con poche e rapide pennellate l'autore, Francesco Zuccarelli, declina il tema sereno del riposo agreste. Nella prima scena un cacciatore ha sospeso la sua battuta di caccia e sembra appisolarsi, appoggiato al suo fucile. Nella seconda due pastori interrompono il lavoro nei campi, forse per consumare un pasto frugale contenuto in un paniere. Attenzione al monito di oggi. Chi no öl skotas, el stage lontà del fuoco. Senta signor Franco, chi no öl skotas e staghe lontà dal fuoco. Che significa questo? Poi da quelli che non vogliono scottarsi si stiano lontani dal fuoco. Quindi non è per i piromani questo. No, non penso. Ma secondo lei ha un altro significato questo proverbio? Cioè, hanno un significato, dipende un po' come si può interpretare. Ecco, il problema è quello lì. Il signor Roberto di Piatucco di Lumezzane a spasso a Brescia. Certo. Si fa a due passi. Fa un po' di shopping. Oh, shopping con holda la spuso. Certo. Senta, chi no öl skotas, chi il mio skotas è il stag lontà dal fuoco. Che significa questo? Lo sa tradurre, sì. Che mia, fai i furbi. Perché hai fatto il furbo, è cottet. Il suo fuoco qual è? A cui stare alla larga. Da cui stare alla larga. Beh, insomma. Il mio fa shopping perché no che te la spende. Giovanni, chi no öl skotas è stag lontà dal fuoco. Che significa? Allora, tradotto in italiano, chi non vuole scottarsi deve star lontano dal fuoco. Tradotto in altri esempi, Sì. Se non vuoi rischiare certe cose, devi starne lontano. Giovanni, ponderato, preparato, saggio. Tu metti anche in pratica questo proverbio? Direi. Da cosa fuggi, insomma? Da che cosa ti guardi bene? Da tante cose, quelle che possono essere più semplici a quelle più gravose. Se non si vuole incorrere in certe compagnie bisogna starne lontano, se non vuoi rischiare di spendere bisogna fare shopping. Con la moglie. Con la moglie, direi. Daniel, Sandy e Giada. Ah, li ho detti bene stavolta. Alle volte se mi applico. Daniel, siete di Brescia voi? Provincia di Brescia. Provincia. Come te la cavi, Daniel? Lago di Seo. Sì, che paese? Portefranca. Portefranca, insomma, la bellissima Francia corta. Daniel, senti un pochetto, ma tu come te la cavi col dialetto? È la mia lingua. È la tua lingua. Oh, adesso lo mettiamo subito alla prova. Chi no el skotas, o chi il mio skotas, è staghe lontà dal fuoco.
Esatto. Cioè? Chi non vuole scottarsi non stia vicino al fuoco. Sì, e questo è il significato letterale. Però tu ti applichi e capisci che... Allora, chi non vuole infarinarsi non va al mulino. Bravo. Come? Chi non vuole infarinarsi non va al mulino. Marito saggio. Esatto. Marito papà bravo. Però tu un pochetto ti sei infarinato una volta, perché qua... E anche l'altra, c'è anche uno di 14 che adesso non c'è, però mi sono infarinato 2 volte. Prima di chiudere questa puntata spieghiamo il proverbio di oggi: chi no öl scottasse staghe lontà dal fuoco. Chi non vuole scottarsi, ovvero chi non vuole essere compromesso, non vuole essere tirato in mezzo, è staghe lontà dal fuoco. Non si faccia tirare in mezzo, non si impicci delle diatribe e dei contrasti altrui. Bene, chiudiamo allora, grazie, alla prossima, ciao!